Allora, buonasera dal saluto Donizetti. Carme per contra è? Enzo Carro. Enzo Carro. Allora, lui non voleva, io ve lo dico subito, non voleva farsi intervistare, vergogna, scherziamo. Non solo è un caro amico, ma lui è un bravissimo artista, gira tutta l'Italia, è stato pure all'estero, penso, e io ho visto qualche sua esibizione, giusto? Giusto, giusto. Ed è molto molto bravo. Allora lui fa finta di essere così un po', che si mette vergogna, che qua, che là, che matto. Allora vogliamo dire Che cosa chi sei? tu? Cosa fai? Cantante, attore e scrittore. Ok, basta così. Basta. Anzi c'è in anonimo. Anzi c'è una cosa curiosa che vi voglio svelare, vi voglio dire. Lui da poco, lo possiamo dire? Sì, questo è una bella cosa. Ha fatto dei video messi in rete che li potete trovare tranquillamente, spiegando la grammatica napoletana, perché appunto la grammatica napoletana è una lingua e quindi lui spiega tutto, gli accenti, le doppie, spiega un po' di cose, come si scrive effettivamente il napoletano. Perché ovviamente per chi vive a Napoli e per chi scrive, capita pure a me, lo confesso, che me li faccio correggere perché non sono napoletana, però i suoi video sono veramente un valido aiuto. Ci vuoi dire qualcosa? Come ti è nata questa idea di dare... Ok, faccio una denuncia pubblica, ok? Ecco. Vabbè, per denunciare tutta la situazione dovrei fare una lunga storia della lingua napoletana, da quando si è incominciato a scrivere nel 1200. Da allora fino adesso si è scritto un po' come veniva, ogni tanto Poi gli c'erano studiosi, anche varie correnti però. Mario Correnti, c'era una cosa lunga. Poi bene o male durante la canzone classica napoletana si è assestato un modo di scrivere con delle piccolissime differenze, e negli ultimi anni invece sono sorti diversi linguisti che ognuno propone addirittura una scrittura molto lontana da quella. Per cui io propongo quella di Salvatore Di Giacomo con delle piccole rifiniture, ma più che altro spiego, non è che impongo. Infatti io ho visto che tu, a parte che lo spieghi in maniera molto chiara, ma non solo, fai anche vedere con delle lavagnette, come vogliamo dire questa idea delle lavagnette? L'idea della lavagnetta è stata tua, che il primo video di prova l'ho mandato a te e altri due amici, ho detto cosa posso correggere, tu hai detto metti la lavagnetta, e quindi con la lavagnetta lui, diciamo, come proprio un bravo insegnante, dice si scrive così, e quindi spiega veramente passo passo. Credo che hai fatto un 10 video, una dozzina, li trovate sia su Facebook sotto la pagina corso di ortografia napoletana, che su YouTube sotto Enzo Carro, che sarei io. Allora Enzo Carro, i tuoi prossimi spettacoli, so che tu vai spesso in Sicilia, nella mia terra, e che tu mi saluti sempre, e quindi tu lì vai a fare degli spettacoli, ma non solo là, perché tu giri molto. La differenza tra il sud e il nord, riscontri qualcosa, oppure la tua canzone sicuramente viene accolta in maniera, cioè i tuoi spettacoli, perché i tuoi spettacoli sono cantati, recitati, raccontati, ecco, giusto? Raccontati e comici, sì, ecco. Cantati, raccontati e comici e storici. Dove hai trovato il pubblico più caloroso? Fra Napoli e la Sicilia non so, sì, Napoli e Sicilia è il pubblico più caloroso che c'è, però ringraziando Dio ai miei spettacoli vengono anche tanti napoletani e siciliani che stanno all'estero. Fra 20 giorni sono in Svizzera e ci sono italiani. Insomma, dove va girando il nostro artista. Allora io ti ringrazio perché oggi lui mi ha fatto veramente una sorpresa che non sapevo che oggi sarebbe venuto, infatti non me l'ha detto, e ti ringrazio per questo. E poi ti strapperò la promessa di tornare, però ti esibisci la prossima volta, perché non te ne faccio andare via. Allora io ti ringrazio per essere qui stasera. Allora, cosa dire? Dal saluto Donizetti, Camer per contra. Enzo Carro. Ciao ciao.